destination unknown, known, 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 known. Burning away all impurities, learning to heat the iron and folding and refolding the blade fold, bringing beauty and strength to, and learning how to temper the blade with clay and with water. All may be too slow, and the cutting edge will be soft, and the blade will shut a dull proper. A sword that can cut the clouds in flight. Capable of firing at a rate of over 200 rounds per minute, with its rotating barrel and hand-cranked automatic reloading system, this, gentleman, is the Gatling machine gun. Created by renowned inventor Dr. Richard J. Gatling, his gun is the finest weapon to provide a continuous high rate of fire without pause for reloading. With Gatling guns in your arsenal, a crew of just 4 can do the job of 4 trained riflemen, reducing the cost of your army and at the same time increasing its effectiveness. And all through American ingenuity. Well, gentlemen, are you ready to sign? Ciao a tutti pedalori, eccoci di nuovo qua finalmente. Dopo lungo tempo riprendo a fare la campagna di Fall of the Samurai. Molti vi sarete chiesti che cacchio di fine avessi fatto qua. Ho voluto, come avevo già detto nei video precedenti, fare un po' una pausa con Shogun perché ci ho giocato veramente tanto in tempi passati e sinceramente l'idea di mettermi a fare dei video sia nel multiplayer che nella campagna mi tediava un pochettino, però adesso mi ha ripreso un pochettino la voglia, per cui cerchiamo di finire almeno i progetti che avevo cominciato tempo fa. Allora, in buoni soldoni io avevo fatto un sondaggino su che cosa fare adesso da questo punto in poi. Voi mi avete risposto per la maggior parte di andare in questi 2 isolotti qua, 1 e 1-2, che andando a vedere nella diplomazia io dovrei già stare sui coglioni. Infatti proprio a fare diplomazia con questi equivale a chiedere a un orso ferito di non uccidermi. Allora, per prima cosa direi che ci facciamo una bella barchettina qua per andare a vedere un po' la situazione. Quindi reclutiamo una di quelle proprio sfigate che costano niente. Ecco qua, in modo tale che già il turno dopo comincerò a andare a perlustrare. Poi, visto che è un po' che non ci gioco, voglio vedere un attimino com'è la situazione qui delle varie città. Facciamo così che facciamo prima. Allora, questa era quella che avevo appena, diciamo, conquistato. E quindi sono ingastriti duri. Aspetto che vengano fuori i ribelli, li accoppo con questo esercitino che c'ho qua. In caso c'è anche la mia flotta che mi dà una mano dal mare. E quindi qua la situazione dovrebbe essere a posto. Le altre città sono tutte a posto. L'unica un pochettino ingastrita è Bunzen, che mi dà un -1. Solo che il turno dopo mi dovrebbe andare su la città che mi dovrebbe dare quello che mi avanza a livello di repressione della popolazione. Vediamo un pochettino come siamo messi con i nostri alleati a livello di relazioni, più 138 con i Satsuma, che sono quelli che mi interessano di più, che sono quelli che vedete là in bianco, hanno la maggior, diciamo, parte della penisola. Poi abbiamo i Saga, che sono lì nell'isolotto, sono molto amichevole con tutti. I Tzu, che sono là nella parte opposta, non ho capito perché sono molto amichevole con loro, ma va bene, ben venga. Ho anche qualche accordo, vediamo un pochettino. Questi mi sono ostili, meglio che non ci vado a commerciare. Questi mi sono ostili ma sono lontani, proviamo. Richiedi accordo commerciale. Parlate chiaramente e parlate in... Ok. Perfetto. Ne ho altri di accordi? Volendo no, a posto. Poi a soldi sono messo abbastanza bene. Adesso a unità aspettiamo un attimino, anche perché voglio vedere prima quegli isolotti là se sono garniti a livello di unità e tutto. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare qua nelle altre città. Posso fare il villaggio di questa cittadina qua, che non sarebbe male, che praticamente è più una modernizzazione, meno 1 la felicità derivante dalla modernizzazione e più 2 gli introiti derivanti dalle tasse.
però abbiamo un più 5. Che adesso faccio un po' di economia Piedroli, perché poi dopo quando dovremmo arrivare al punto che dobbiamo conquistare eccetera, almeno c'è un po' più di slancio d'oro. Bene, adesso con 958 posso fare poco e niente. Qui ho delle unità, vediamo un pochettino. Ho 2 Shishinichi che mi tengono fermo un pochettino la repressione, le ribellioni, scusate. Qui siamo a posto, qui siamo a posto. Adesso il primo turno, che visto che è un po' che io non ci gioco, aspetto non c'è, ci metto un pochettino di più per capire come siamo messi. Qui si sta costruendo, benissimo. Passiamo. Eccoci qua. Insurrezione pro shogunato. I sovversivi fedeli allo shogun di questa provincia si sono ribellati contro di noi. Andiamo a vedere dove. Chissà perché, ma me lo immaginavo. Nella città che ho appena preso il turno prima. I turni prima, insomma. Allora, reprimi la rivolta in questa provincia. Turni rimanenti 10. Mi dà il pugno di ferro. Meno 10 la ricchezza. Meno 10 perché mi dà un bonus negativo? O è 10%? No, è meno 10 alla ricchezza generata in questa provincia, più 4 alla repressione in questa provincia. Ok, adesso facciamo così: mi metto qua dentro la città e aspetto il loro attacco. Tanto con la nave mi metto qua che li bombardo. Dai, fai una cosa veloce, lì. Ecco, posso già bombardarli. Bombarda l'obiettivo. Oh, gli ho ammazzato qualche unità, va bene. Ho aumentato anche di livello qualche nave. E qui le flotte sono molto importanti, danno anche supporto. Oh, eccoci qui la mia bella barchettina. Andiamo a vedere un po' come siamo messi qua. Che è quello che mi interessa di più. Che ovviamente me lo saccheranno appena si avvicina, ma lo stesso. Ok, c'è un bel po' di soldini. Qui devo sistemarmi l'economia, qui c'è la fortezza che non posso fare che costa troppo, e anche la città non posso farla che costa troppo. Abbiamo il porto che lo posso far andare in porto commerciale, qua lo posso diciamo aggiornare come porto commerciale che mi dà più 700 la ricchezza. Difese costiere saranno disabilitate se le difese del porto scendono al 70%, portata della difesa costiera 8. Più 2 la modernizzazione, stabilisce rotte commerciali, dovrebbe averlo già. Il veterano straniero, quasi quasi me la faccio Pedroli, solo che aspettate un attimo, forse è meglio farlo qua, perché qui dovrei avere già. Ah, qui c'è addirittura, un attimo, qui c'è addirittura un van, c'è diciamo uno slot per farmi una costruzione nuova. Qui cosa avevo messo? La scuola di artiglieria. Qualcosa di economico qua mi serve. Oppure meglio qualcosa che tenga buona la gente. Perché se mi cominciano qua nelle retrovie, dove adesso ovviamente non le cagherò troppo, diciamo così, se mi cominciano a fare rivolte diventa un casino. Ok, aumenta la diffusione dell'influenza, però quasi quasi vado invece sull'economia. Scuola di cadetti, qua mi fa unità. Qua mi dà ricchezza, felicità. Ecco, questo forse è meglio, posso fare anche una geisha. Costruiamo questo poi. Qui è già felice e posso uppare il dojo tradizionale. Meno 1 la modernizzazione, capacità di arruolamento, però facendo questo mi fa fare, cioè praticamente non è che mi dà dei grandi bonus. Posso fare i cashi con katana, cashi con gli ari. No, non è una gran mossa. Anche qui posso farmi il porto più pompato. Dov'è che c'ho? Sto cercando di pensare dove potenziarmi di più il porto, Piedroni, sinceramente. Perché questo è importante, questo porto qua. Allora mi faccio questo, guardate. Ok. Direi che me lo faccio lì. Qui è già a posto. Ah, prima non ho guardato come siamo messi con la ricerca. Allora, modernizzazione siamo messi abbastanza bene. Diciamo che siamo già ho già sbloccato il terzo slot. Al quarto
Dopo non so cosa succede sinceramente. Qui sto facendo più 10 alla capacità di movimento di tutte le navi sulla mappa, questo è buono. Permette la costruzione del porto militare, che mi sblocca altri tipi di navi. Sì, volevo un po' incentrarmi un pochettino di più sulle navi, però. Va bene, passiamo al turno. Anzi no, prima vediamo qua i resoconti. Gli Zu sono stati distrutti. Va bene, questi qui non me ne frega niente, che sono navi costruite, resoconto della costruzione, ma tanto si vede già cosa ho fatto. Bene, mi vengono a rompere le balle ovviamente le strutture, me ne cercano di razziare. Va bene, allora, vediamo un pochettino subito qua come siamo messi. Allora, questo qua sono in pace, vengono qua a vedere cosa succede, sono gli Tsuhima Fukushima, va bene. Bombardiamo di nuovo, bombardo l'obiettivo, sto facendo abbastanza danni. Vi ricordate all'inizio che adesso, se non vi ricordate qualche cosa, riguardatevi anche i video vecchi. Non è per fare visualizzazione, è per capire un pochettino il senso logico cioè, siamo arrivati a questo punto, vedete un pochettino i passi che abbiamo fatto prima. Ok, le navi prendono esperienza. Vediamo un pochettino come sono messi. Praticamente hanno 2 cannoni di legno e hanno tutte unità da corpo a corpo. Direi che io posso anche attaccarli, così almeno mi libero l'esercito e vado via da qua. Ok, prendiamoci tutto. Così vi faccio vedere una battaglietta in questo capitolo. Ah, ma scappano. Ok, me la dà nettamente superiore. Però la faccio lo stesso per farvi vedere un po' una battaglietta, perché le prime comunque ovviamente sono un po' battaglie così, non ci sono tanti cannoni, non ci sono tante cose. Per cui niente. Andiamo, salvataggio rapido. E combattiamo. Eccoci qua. Il meteo attuale secco, quindi mi va benissimo. Non c'ho voglia di nebbie e cose varie. Allora, vediamo un pochettino come siamo messi. Non c'è neanche bisogno di stare a diventare tanto matti comunque. Allora ci mettiamo quelli più scarsi, li mettiamo davanti. Li metto un po' più qua. No, va bene qui, sennò dopo non mi basta. Allora, le unità un pochettino più scarse le mettiamo davanti, che prendono i maggiori colpi. Questi li metto di lato, che sono quelli un pochettino più forti. Ok. Questi cosa sono? Fa vedere? 125, questi sono ancora più forti. Però me li tengo qua dietro che li uso in caso ce ne sia bisogno, perché non voglio avere delle perdite su queste unità qua, che sono molto buone, danno anche del morale. Sono molto forti questi qua. Il cannone lo mettiamo qua. Vabbè che il cannone adesso qui serve praticamente a niente, perché tanto loro se ne staranno in difesa, dovrò andare io fino a loro. Ok, questa è una cavalleria con katana che mi serve poco perché loro hanno tutti i lancieri. Così tutte le cavallerie me le tengo un attimo qua dietro. Poi vediamo un pochettino. Abbiamo un'altra unità di fucilieri che me le metto qua a sinistra. Poi distribuiamo adesso un pochettino i vari lancieri. Li metto un po' ai lati nel caso arrivano, visto che hanno comunque 2 cavallerie. Cioè, è una battaglia facile, ma comunque cerco di farvi capire un attimino la logica che uso in genere. Poi i generali vanno messi qua, uno qua che dà morale da una parte e uno qua che dà morale dall'altra. E una cavalleria che è forte contro le altre cavallerie la mettiamo qua. Ok. Vediamo un pochettino che non abbia lasciato dietro qualcosa. Buono. Ok, facciamo un blocco unico, non lo faccio di solito, ma tranne magari questo. Ok. Signore, attaccate! Colpite e riempite di paura i loro cuori! Va bene, riempiamo di paura i loro cuori.
Allora, il cannone lo mettiamo qua. No, che cazzo fa? Ah, non li posso spostare. Ma dove sparano? Ma che portata c'hanno sti bagagli? Ah, sopra? Arrivano fino laggiù? Ah, va bene. Ah, urca, ce l'hanno anche loro. Ma sono di legno, non dovrebbero avere una mira così. Vabbè. Dobbiamo posizionarci per primi. Comunque è sempre spettacolare sto giochino, Piederoli. Non ce n'è. Quante vittime hanno fatto? Fa vedere 0. Addirittura 0. Cerchiamo di andare a giocare d'anticipo. Arretrate. Speriamo bene. Sono un attimo concentrato, Piederoli. Un momento un po' tosto. Dovrei rullarli anche di tot. Ma queste le stanno prendendo. La vittoria è vicina, signore. Questi li giriamo. Quindi andiamo a rinforzare. Sì, è abbastanza facile. Sì, è abbastanza facile. Andiamo a attaccargli i cannoni. Sì, andate. Troppo facile. Vabbè, ma me lo diceva il buon vecchio. La buon vecchia statistica me la diceva. Ok, andiamo subito a prendere le mie vittime. Intanto continuo così, faccio più vittime possibili. Bene, allora, praticamente abbiamo avuto 230 perdite e ne abbiamo seccate abbastanza. Era una battaglietta fatta così giusto per far vedere un pochettino di azione, visto che comunque nelle prime fasi delle campagne in genere non è che ci siano delle grosse battaglie. Le belle battaglie, a meno che non si fanno delle difficoltà molto difficili o comunque difficoltà alte, cioè non è che vedete raramente degli eserciti enormi ai primi turni di gioco. Scusate. Allora, l'ho un po' affrontata velocemente. Voi direte giustamente, perché bisognava che aspettasse, cioè dovevi mettere in portata, poi cominciare ad attaccare da lontano e basta. Ma siccome che comunque loro avevano tutti i lancieri, erano tutti contadini con delle lance, ho preferito fare così in modo tale che la battaglia durasse meno, senza stare a tediarvi troppo. Tanto alla fine vedete, cioè, le perdite sono veramente poche e in un paio di turni ho già l'esercito completamente pieno. Per cui direi che è andata bene così. Vale. Così abbiamo sedato la rivolta. Pugno di ferro. Ok, adesso facciamo questo turno. Direi che me ne ritorno qua. Allora, con la mia navetta adesso aspetto qui. Il turno dopo riprendo, diciamo, l'esercito e vado via da qua. Perché adesso abbiamo 5. Sta salendo, diciamo, l'influenza dell'imperatore e si abbassa quella prosciugunato. E quindi direi che per questo... mettiamo a posto qua le strutture che mi avevano danneggiato i ribelli. Così le sistemiamo. E possiamo già cominciare a costruire qualcosa. Mi sblocca mi sa che faccio questo. Faccio prima questo, poi la fortezza. Ok, ho già 948. Allora,
Qui adesso è inutile fare ancora più eserciti, gli agenti si stanno potenziando, poi dopo quando ne avrò bisogno li potenzierò e vedremo insieme come. Qui andiamo a vedere il primo isolotto che ho intenzione di prendere di mira, come siamo messi. Allora, non c'hanno tanto esercito, quindi dovrebbe essere molto semplice. Va bene. Teniamo la navetta qua. E adesso non faremo altro nel prossimo turno di prendermi l'esercito e cominciare ad andare in là a cercare di conquistare, dichiarando guerra. Passiamo il turno. Oh, siamo nell'inverno. Mi sembra di essere vicino, cioè mi sembra di viverlo, anche perché a me sabato, cioè l'altra sera è venuta giù la neve, per cui vedere paesaggi innevati, perché poi è molto bella questa campagna, perché ti cambia il paesaggio in maniera molto definita a seconda delle stagioni, che è una cosa che a me piace veramente tanto. Ovviamente in inverno avremo meno 5 la capacità di movimento, che è un malus abbastanza pesante, perché se uno vuole conquistare ma è buono se uno vuole difendere. Ok, allora come avevo detto, Madonna, non mi dire che deve fare tutto il giro la nave, ma non c'è una costa qui. Vabbè, devo aspettare qualche turno. Ok, qui vediamo un pochettino come sono messi con gli eserciti. Ho bisogno di tenerlo qua? Sì, perché c'è un +1. Infatti qui dovrò costruire ben presto la fortezza, la roccaforte. Perché ho bisogno un po' di sedare le rivolte, i rivoltosi. Qui c'è anche degli agenti che lascio lì, lo Shinichi. Ok, direi che ho già fatto per questo turno. Andiamo direttamente al prossimo, questi li facciamo abbastanza velocemente. Non ho altro da fare tanto. Spostamenti strani, tanto di agenti là non ne ho bisogno, quindi li tengo qui sul fronte. Qui piuttosto, come siamo messi? Abbiamo un esercito, abbiamo 2-3 unità. Allora, diciamo che questi 2 fucilieri me li porto qua a rinforzare Aki, tanto che rimango ancora con 2. Ho i Shinichi. Qui potrei cominciare a pensare di tenere da parte i soldi per farmi la ferrovia. Vabbè, però la devo studiare prima. Adesso intanto il prossimo turno mi faccio il discorso sullo scafo di rame. Niente, bisogna che passi. Mi sale di grado un agente, però come vi dicevo, Pedroli, aspetto il momento in cui li debba utilizzare. Ok, però adesso io voglio sbloccarmi le ferrovie. Vediamo un pochettino qual è la ricerca. Dovrebbe essere nelle pratiche civili, se non erro. No, non è qua. Non è qua, perché non mi ricordo quali siano. Aspettate un attimo, facciamo prima fare così, guardate. Direi che affari esteri, ok, quindi andiamo qua e cerchiamo sti affari esteri. Ecco qua, questo qui. Perfetto, ci facciamo gli affari esteri, così almeno sblocchiamo le ferrovie. Intanto teniamo da parte i soldi per farlo. Vabbè che mi mancano 5 stagioni, quindi direi che faccio in tempo. Allora, stazione di polizia, ma qui l'ordine è abbastanza buono, quindi andiamo con l'economia, agricoltura. Perfetto. Intanto prendiamo l'esercito, come avevamo detto, vediamo se riesco a arrivarci direttamente. Ovviamente con l'inverno mi muovo più lentamente. Boia Giuda. Questa navina qui che cacchio vuole, che è qui che mi sta controllando. Non so se è bellino con quell'elmetto rosa. Bello. Sei molto affascinante. Ok, qui non ho particolari problemi, direi che possiamo passare il turno. Ok, qui un agente lo posso tenere, so un ninja, me lo tengo qua che sinceramente mi voglio tenere d'occhio questa unità, questo clan qui, per il semplice fatto che essendo una monoprovincia, da quello che vedo,
potrebbe essere utile, allora, poter conquistarla poi in futuro. Perché se lo faccio subito, quasi quasi, mi risparmio prima di andare alle 2 salotti, perché ho bisogno, adesso vi spiego il motivo. Perché il mio obiettivo è di prendere 14 province entro il 1870. Il problema è che siamo già al 1866, bisogna che mi do una mossa. Per cui cominciamo quasi quasi. Vediamo un po' se hanno delle alleanze strane. I Takamatsu. Vediamo un pochettino. I Takamatsu, guarda dove caspita sono. Takamatsu. Aspetta, mi sa che Takamatsu è il nome della città. Città castello. Ah no, sono i Saga. Buongiorno. Allora, scusate. Saga. Ok, hanno 2 province e sono alleati, non posso, sono degli alleati di Satsuma. Allora andiamo a vedere di sotto. Perché se vado contro i Saga sono alleati miei. Allora, facciamo anche qualche truppa. Bisogna che mi muovi, Piederoli. Tu che intanto qui ci vado con loro a... Mi faccio 2 o 3 navine e ci vado con un altro esercito. Allora, esercito. -1, su che palle. Ok, allora facciamoci un nuovo recluto, un Intebi Ishinichi. Solo che non ho un generale qua. Dove caspio sono tutti i miei generali? Dove sono? Qual è la pagina? Oh, qua. Ah, è qua, infatti, vedete. Allora, cominciamo a reclutare gente seria. Un turno, 2 turni, no, basta questo. Recluta questo. No, questi mi fanno abbastanza schifo. È un lanciere. Ne posso reclutare un altro, ma ho finito i soldi. No, che bisogna che tiro un po' per le somme. Andiamo qua. Va bene, Piederoli, adesso ci organizziamo per bene e cominciamo a rastrellare un po' di province, perché io ne ho sinceramente 7, sono a metà strada. Per cui bisogna che mi do un po' uno schiodo, diciamo. Per cui comunque per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Prima di salutarvi, Piadaroli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientato invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace mi potete seguire anche lì tutto quello che carico e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale, che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale nei momenti di pausa tra un video e l'altro che carico, insomma. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire com'è l'andamento, cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un youtuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere, condividendo su Facebook, Twitter e tutti i vari social network, Skype eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli!